Qua appuntamento tutti in piazza, e proprio di piazza si tratta perché siamo qua in Piazza della Loggia, esattamente a Brescia, in occasione della 30ª edizione del Brescia Summer Music Festival. Questo appuntamento che vede per diversi giorni durante il corso di questo periodo dell'estate un sacco di artisti che si esibiscono qua in questo palco meravigliosamente grande e soprattutto un audio stupendo, per cui le notti bresciane sono sempre colorate dalla musica e dall'intrattenimento. Abbiamo avuto anche il piacere di intervistare il patrono di questa manifestazione, ma attenzione perché c'è tanta gente che si diverte nei cunicoli bresciani. Segue il servizio. Siamo insieme a Santo Bertocchi, buongiorno. Salve. Allora, della CPS Eventi, questa iniziativa bellissima che si sta tenendo qui a Brescia, qual è lo spirito che ogni anno riesce a rinnovare l'energia da regalare nel centro del paese? Ma me lo chiede anche mia moglie, mi dice smetti di fare queste cose. No, è la passione per la musica, per lo spettacolo in genere, per il cinema. Io sono nato in questo mondo, quindi piano piano ho costruito la mia attività, la mia ditta, la mia azienda e gli interventi che faccio nel cinema, nei concerti. Brescia ormai sono più di 30 anni che organizzo tutti i concerti a Brescia, nel teatro, nel palasport, nella fiera, ma anche d'estate in piazza. Allora, la musica che purtroppo, come la crisi detta legge, è un po' in crisi già da molto tempo, per cui anche gli artisti stessi come riescono, diciamo così, a sbarcare, diciamo, il lunario rispetto a anni precedenti quando la musica ancora aveva un suo appeal tra la gente? Ma gli artisti non conoscono le loro problematiche economiche, però è chiaro che anche loro un po' ne risentono rispetto al passato. Se escludiamo i grandi nomi, tipo stasera c'è Vasco Rossi, quindi non ha questi problemi, ma anche tanti altri artisti che vivono anche senza concerti, solo sulle royalty della SIAE. Gli altri invece, la stragrande maggioranza, non hanno grandi prospettive economiche, quindi anche loro cercano di fare quel che possono fare e di conseguenza anche noi promoter sentiamo di questa crisi e ne subiamo anche le conseguenze. Ormai sui concerti, se non ci fosse questa passione per la musica, per i concerti, cioè, non ci sarebbe più futuro, tanto è vero che molti promoter hanno smesso l'attività. Diciamo che questo Summer Festival è importante perché è un purpurì di situazioni a 360 gradi per un pubblico variegato. Ad esempio abbiamo visto la sera dell'inaugurazione in Jethro Tull, sembra quasi che i gruppi di una volta abbiano un pochettino più richiamo rispetto magari ai giovani emergenti. No, secondo me no, è che ormai ogni artista ha il suo pubblico e è un po' lo zoccolo duro, non c'è più. Cioè, in Jethro Tull anni fa facevano anche 8-10 mila persone, adesso ne fanno 2000. Cioè, il zoccolo duro è rimasto, ma questo rimane un po' per tutti gli artisti, lo zoccolo duro. E questa mia rassegna che faccio ormai da tantissimi anni, cerco sempre di mettere un programma che accontenta un po' tutti i gusti, non essendoci una rassegna specifica a Brescia, anche perché siamo un po' sommersi o soppressi da Milano e dall'Arena di Verona, quindi dobbiamo cercare di trovare quegli artisti che possono avere un minimo di fruizione da parte del pubblico bresciano. Bene, grazie e naturalmente buon Summer Festival. Grazie a voi, grazie mille. Ma questo Summer Festival, lei c'è stato? Ci andrà? Summer Festival parteciperemo soprattutto stasera perché stasera ci sarà la serata del B-Talent. Noi saremo coattivi perché siamo sponsor ufficiali di un finalista, c'è la serata del B-Talent e quindi noi parteciperemo e siamo fieri anche perché è una serata organizzata molto bene, un'iniziativa organizzata bene dalla Wise Communication, che è una società di comunicazione che ha preparato comunque un'organizzazione fatta decisamente bene. Ottima risposta tecnica e diciamo lei fidanzato, sposato? Fidanzata. Fidanzata, quindi verrà con la fidanzata al Summer Festival? Sì. Però sorride meno quando è con la fidanzata. Scherzo. Insieme a questi ragazzi, ciao, come ti chiami? Francesco. Siete tutti addobbati per una cosa particolare, immagino. Sì, perché abbiamo fatto un percorso sotterraneo con Brescia Underground, andare a vedere i vecchi fiumi sotterranei. Com'è stata l'esperienza? Ottima, bellissima. Quindi sì. consigliabile ai nostri amici che ci stanno Assolutamente, sì. Senti, ma mentre eri sotto nei cunicoli, non è che ti sei appartato con qualcuno? No. Va bene, grazie, vai, un bel saluto per l'estate. Ciao, grazie. Come si vive l'estate a Brescia? Bello, Bello, eh? bello, bellissimo. Cosa fa lei di solito alla sera?
Alla sera io gestisco una signora anziana. Ah, gestisce la signora? Sì, sì, sto con la signora anziana. Quindi la porta in giro di notte? No, no. Discoteca? Sto con la signora a casa sua. Ah, casa sua. A casa sua, sì, sì, beh. niente. Quindi niente divertimento? No, no, c'è niente. Neanche un giorno alla settimana? Neanche un giorno, solo oggi. Ah, solo oggi? Quindi Solo oggi è libera? Oggi è libera. Anche questa sera? Ah, no, fino alle 5. Ah, fino alle 5, quindi mezza giornata. Basta, mezza giornata, Va bene. grazie. La ringrazio e complimenti per il cappellino. Ah, grazie mille, molto gentile lei. Faccio un saluto. Salute, una buona estate. Buona estate. Grazie a tutti, grazie mille. Date a Brescia. Non ho capito italiano. Lui capisce italiano? Ciao. No. Non si capisce italiano? No, non lo capisci. Non capisce italiano. No. Cosa si fa d'estate a Brescia? No, non lo so. Non si sa. Loro lo sanno? No. No? Ciao, scusa, cosa si fa d'estate a Brescia? Non si capisce. Ah, non parlo. Scusi. Fa saluto? Ciao. Come passate l'estate voi qui a Brescia? Venga signore. Lavorando purtroppo. Tutte le sere lavorate? No, fino a fine luglio. Fine a Poi luglio. un paio di settimane di relax. Che lavoro fate? Genetica forense, biologo. Ah, biologo. Ah, quindi abbiamo un biologo. C'è qualcuno a casa che vuole fare una domanda al biologo? Senti, in quanti, sapendo che sei biologo, ti fanno domande? Tanti, Tanti. E le risposte arrivano pure? se posso. Eccolo qua il vero biologo. Grazie, ciao, buona estate. Eccoci qua, appuntamento tutti in piazza e questa volta non siamo in piazza ma siamo in mezzo alle strade cittadine di Modena perché? Perché c'è il concerto dell'anno ma soprattutto del secolo, il concerto dove ha richiamato più gente in assoluto di tutto quanto il mondo, di tutti i concerti, di tutti gli artisti, veramente è una cosa più unica che rara. Si sta parlando di Modena, Modena Park, il concerto di Vasco Rossi che questa sera ci sarà qui. Noi ovviamente siamo arrivati un pochettino prima perché? Ma come perché? Perché vogliamo capire come funziona, se la città è ben organizzata per accettare 220.000 persone, vogliamo aspettare l'ultimo di questi 220.000 personaggi, il 220.000esimo personaggio deve essere intervistato da parte nostra. Poi tra l'altro in questo servizio, se stai attento, abbiamo sondato il terreno sulla sicurezza, sugli organi diciamo così un po' di protezione della città, abbiamo chiesto al netturbino se tutto è a posto, abbiamo chiesto alla protezione civile se tutto è in regola, abbiamo chiesto addirittura anche a un autista se lui porterà a casa i bambini senza bere, dice quali, quelli che a lui che dovrebbe portare, i 40 che dovrebbe portare, non si sa se li porta, ma attenzione perché con questo bel slogan siamo solo noi, io vi lancio il servizio occhio perché c'è una ragazza che sta cercando il fidanzato e lo fa, come lo fa? Lo fa aprendo la finestra come negli anni 80, guarda che bello. Questo concerto. Direi che se andiamo così andiamo bene, in ordine? tutto fluido, per me andiamo bene. Perfetto, quindi ha visto un po' di gente in questa mattinata? Un po' sì, c'è un flusso continuo ma comunque è regolare, se sta così andiamo bene. Ma il 220esimo l'ha visto passare ancora? No, ancora no, Arrivare? deve ancora arrivare, secondo me non lo vedrò neanche. Aspettiamolo, grazie, buon Prego, lavoro. grazie. Edoardo che ha accompagnato i ragazzi al concerto. Edoardo si è già organizzato per questa sera? No, Cosa farà? aspetto, organizzerò più tardi. Quindi insomma, ha già adocchiato una pizzeria magari di suo piacere? Qui vicino sembra che ce ne sia una qui dietro, E poi dopo, ovviamente quando termina il concerto, recupera i ragazzi e li porta dove? a Roma. E dove li porta? A Roma? A Roma. Ah, ok, quindi Forza? A Roma? Ah, Forza Roma. No, Forza Lazio. Oh, eccola, va bene, grazie e buon riposo. Vedo che ha una sedia anche abbastanza comoda. Sì, meno male. Di noi è lunga fino a stanotte. Finite. Da Mantova. Da Mantova? Provincia di Mantova. Come si chiama il paese? Viadana. Viadana, bene, tutti di Viadana quindi, anche i ragazzi? Siamo tutti insieme. Perfetto, allora mi sapete dire quanti anni ha Vasco Rossi? No, non lo so. Ottimo. 7 febbraio 52. Per fortuna che non c'è più Mike Bongiorno, altrimenti sareste un concorrente ideale. Allora, la vostra canzone preferita, qual è di Vasco? Una delle tante, dai. Selli. Me la cantate un attimo al mio 3, 1, 2, 3, vai. Oddio. Lei cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Dun, dun. Insomma, il primo pezzo, beh, poi c'è la batteria, poi fate anche i musicisti quindi questo giro. Va bene ragazzi, simpaticissimi, fatemi un bel saluto alla Selli, dai. Diventare famosi. Dai, saluto alla Selli, dai. Uè, ciao raga, tutto a posto? Ciao. Uè, dai, Vasco, Vasco.
Azienda agricola Cappellino. Dalla produzione siamo passati alla commercializzazione con punto vendita Arca dei Sapori a Marano Vicentino, dove trovi sia i prodotti realizzati in azienda, olio, ortaggi e conserve, sia aziendali locali. LGS di Este, azienda giovane e dinamica che con apparecchiature all'avanguardia si propone ai propri clienti come partner per la realizzazione di strutture meccaniche di carpenteria lavorata medio pesante fino a un peso di 60 tonnellate. Amalo, trattoria e pizzeria da Penelo, cucina veneta tradizionale ideale per cene aziendali, compleanni e eventi. I nostri bicoli con arna, pappardelle al cinghiale, filetto al pepe verde e fiorentino alla griglia. Gustosissime pizze cotte nel forno a legna. Tutti in piazza!